Buongiorno, sono il dottor Antoine Divisic dell'azienda ospedaliera Università di Padova, lavoro presso l'Hospice Pediatrico che fa parte del Dipartimento di Pediatria e del Centro Regionale delle Cure Palliative Pediatriche del Veneto, con anche la stanza dei sogni che offre ai piccoli pazienti la gestione del dolore procedurale. Nel tempo il paziente pediatrico è cambiato come complessità. Sicuramente attualmente i pazienti ricoverati sono pazienti che solo 15-20 anni fa non esistevano e infatti è dal 2006 che esiste l'Hospice Pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova, che è centro regionale, e che si occupa proprio di questi pazienti complessi che hanno caratteristiche di malattia inguaribile, che hanno caratteristiche di multidisciplinarietà, di specialisti che li seguono e quindi hanno bisogno di un'equipe che è quella nostra, cioè di medici, infermieri, psicologi altamente qualificati sulla complessità e sulla gestione del fine vita e del dolore cronico e procedurale che si prendono in carico questi pazienti. Noi abbiamo in carico 350 pazienti su tutto il territorio regionale veneto e spaziamo da una gestione ospedaliera, da ricoverati, fino a una gestione domiciliare, andando a vedere tutti i nostri pazienti a domicilio o quando questi sono ricoverati presso altri ospedali della regione. Attualmente abbiamo in carico sul territorio molti pazienti che sono seguiti anche dagli ospedali provinciali e fanno comunque riferimento al nostro centro regionale. Noi abbiamo una reperibilità H24 dove c'è sempre un medico reperibile che risponde alle necessità sia del paziente, dei genitori, sia dei vari consulenti del territorio, che possa essere distrettuale piuttosto che ospedaliero degli ospedali della Regione Veneto che fanno parte della rete regionale delle cure palliative pediatriche. In questo modo al paziente è garantita una continuità assistenziale H24 effettivamente e il paziente viene completamente coordinato nella gestione dei suoi bisogni. La nostra equipe, come dicevo, è formata da medici, infermieri, psicologi e diciamo vede il paziente a 360 gradi, non come patologia singola, ma come bambino, come ragazzino, come comunque nucleo familiare che deve essere supportato nei bisogni del paziente, ma anche nei bisogni di tutta la famiglia che ha in carico quel paziente e quindi sia da un punto di vista psicologico che spirituale che medico che anche di facilitazione di gestione della vita quotidiana e della qualità di vita quando questa diventa difficile, perché capite che pazienti con presidi come ventilatori, pompe nutrizionali, necessità di infusioni continue vengono effettivamente difficilmente accedono a quella che è la normalità della vita. Con il nostro aiuto, con l'aiuto del territorio, della rete regionale veneta delle cure palliative pediatriche, che è fatta da tutti i pediatri, da tutti gli ospedali della regione Veneto, questo diventa possibile. Ci stiamo impegnando perché questo diventi sempre più facile e più accessibile e per far questo ovviamente abbiamo bisogno di personale, di collaborazione e del supporto del terzo settore che ci aiuta moltissimo.